Allora, questa ci fanno l'assaggio perché è troppo saporito. No, oggi ci agguardiamo a cozzica, peperoni, paccheri, sale, uoglie, petrusini, a cascata, a muggemma, vedete, precozze a crude, a da voce crocco, frita, mano destra e sinistra. Guardate qua, ho preso il coltello da cucina per far vedere a tutti gli altri in modo come sarà precozzica. Peperoni in padella, dopo mi lava e va busciato. Mettiamo il sale quando basta, caliamo i paccheri, cioè tutte le cozze, un bello chilo e mezzo di cozze che tutti sciusciati, i peperoni si stanno ambusciando tutti quanti, appena stanno ambusciati tutto a cozze cainte, da poche petrusine, un paccarello in facciamo 7 cose, aiuto, un azzardo di questo poteva fare solo Peppo di Napoli, peperoni e cozze. Abbiamo fatto vedere, abbiamo tritate una ventina di cozze, guardate qua, è diventata crema, una ventina di cozze, ora mettiamo le cozze dentro, vedete, e le facciamo finire di fare. Sempre un minuto prima la alziamo, vedete, è bella ancora lucida, bella duretta, la caliamo dentro, la finire fanno accanto, sughette, peperoni e cozze. Ci mettiamo una poche basiliche, vieni. Poche basiliche spazzate in che mani. È un quadro, è uno spettacolo, guardate qua. Chi si è pure saporito secondo me, peperone, cozze, mamma mia, e calamarà, e pacca. Mamma mia, che adesso si fa. Allora, questa ci fanno l'assaggio perché è troppo saporito, guarda qua, guarda che crema. Ecco goduria. Che vuol dire che fa? Ma giù, ci vediamo alla prossima puntata. Un bacio, cozze, peperone e pacca a cascata.